Gentili amici di tgplus.it, ben ritrovati e ben trovata la nostra ospite molto speciale di oggi, Lara De Santis, celebre pornostar. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Lara. Senta, domani, venerdì 26 maggio, sabato 27 e domenica 28, lei sarà tra i moltissimi ospiti presenti al New Mille Lire di Preganziol per la seconda attesa edizione del Veneto Sex. È emozionata? Non vedo l'ora più che altro perché sarà veramente una fiera grandissima, un grande successo sarà questa fiera. Lo so, sono sicura di questo. Beh, come ci ha Eh, raccontato la scorsa settimana la direttrice artistica Roberta Zanchi, Veneto Sex è l'unica fiera di questo tipo presente in Triveneto. In questo senso lei è una grande protagonista del mondo del cinema porno, del mondo delle luci rosse, del mondo della notte. Un ruolo cambiato in questi ultimi anni, giusto? sì, diciamo che non è proprio lo stesso di qualche anno fa, quando ho cominciato io. Oggi diciamo che il web sta prendendo il sopravvento in tutti i settori, quindi evidentemente anche nel suo. Sì, eh sì. Si lavora più che altro online anche per quanto riguarda il porno. E quindi i veri set sono sempre più rari, le produzioni sono sempre meno rispetto a qualche anno fa, però il A mondo va avanti. livello, ma a livello economico, per gli artisti come lei che lavorano nel settore da tanti anni, le cose sono cambiate, sono più semplici, sono più difficili, sono più incerte. Ma diciamo sì, che sono un po' più difficili rispetto a anni fa, quando la parte economica era un po' più carina, diciamola così. Adesso diventa sempre più difficile, soprattutto quando, per me, per esempio, che ho già 44 anni, e comunque non è più come prima, questo è poco ma sicuro. Per lei però, signora, perlomeno la partecipazione a questo tipo di eventi come il Veneto Sex, diciamo, può essere un volano che aiuta a massimizzare l'immagine e quindi anche il proprio giro d'affari, diciamo, aiutare a far quadrare i conti. Ah sì, quello sì. Quello sì. Questi eventi aiutano sempre. Senta, parliamo di cose belle, quindi domani, questa grande 3 giorni, ci sarà lei, ma ci saranno una montagna di ospiti, non soltanto donne, pornostar, sexy star, attori importanti come Franco Trentalance, un grande regista come Andy Casanova. Eh, insomma, lei vive vicino a Siena, sulle colline nei pressi di Siena, però viene spesso qua a Preganziol, ogni 2 o 3 mesi è qui come ospite anche in serate normali, perché evidentemente ci crede in questo locale, ci crede nelle potenzialità di questa gestione, ci crede nel pubblico trevigiano e veneto. Ma sì, allora, questo è uno dei locali dove io mi sento veramente, veramente a casa. A parte che bello, le ragazze sono bellissime tutte quanto, i clienti sono meravigliosi, c'è la gente che gira in quel locale, io mi sento a casa, appena metto il piede lì dentro mi sento a casa. E questo evento, io sono sicura che sarà un evento da ricordare molto tempo da adesso in poi, perché saranno oltre 40 artiste tra pornostar e sexy star, come ha detto anche lei, non solo donne, ma anche attori importanti, personaggi importanti, non solo del mondo dell'arte, come ho capito, anche personaggi di un altro tipo, no? Certo, a E, 360 gradi, certo. sì, quindi sarà veramente un evento forse mai visto prima da un bel po' di tempo. Vediamo. Allora, senta, io la ringrazio molto, la lascio andare e naturalmente le auguro buon Sì, lavoro. perché mi devo preparare per domani, devo fare i capelli, devo fare un sacco di cose. Devo essere in Allora, forma. grazie di essere stata nostra ospite speciale a TG Plus.
Grazie a voi, grazie a voi. E vi invito tutti quanti da domani fino a domenica per queste 3 giorni di grande festa a New Mille Lire di Preganzione.